Turbarti. Devo fare Ciao Gaspare. Salve ragazzi, ma è questo, io dico stiamo facendo il lavoretto, ti ho detto che a te. Vabbè, ma tu sai, io sono di passaggio, quando io sono di passaggio vado sempre di fretta. Praticamente le interviste le faccio così a lampo, io ti vedo qui con la spazzola, sai, abbastanza carico. Vabbè, mettiamoci fuori, vieni Gaspare, vieni. Vieni che ti presento ai telespettatori, dai. Mannaggia ragazzi, io sapevo. Dai. So che sei un tipo abbastanza famoso perché ti conoscono da tutte le parti. Non posso parlare, capito? No, ma a noi lo puoi dire così i telespettatori ti conoscono. Ci sono molte persone che non sanno chi sei. Presentati intanto. Io sono Gaspare, da un po' in Sicilia, ma non vi dico dove perché sono da tutte le parti, quindi vediamo. Sento una cosa qua. Cos'è? Cosa? Secondo me sarà la spazzola, la spazzola. A cosa serve questa spazzola? Capita. Esatto, no, per questo. Sistema le cose e poi ne parliamo, ragazzi. Un attimo che. Ci stai molto perché noi te l'ho detto, siamo di passaggio. Era a bagno, ho fatto il bisogno e ho finito. Giustamente per la prima cosa è bisogni. Di tempo di togliere tutto questo pennello qua da addosso e faccio tutto. Occhio al pennello, Occhio a come lo tocchi. 2 minuti paziente, 2 minuti. Va bene. Ma poi essere Allora Gaspare, ci mettiamo belli comodi, mi spieghi com'è? Allora, ascolta. Allora Gaspare, accomodati. Allora, innanzitutto presentiamoci. Lui è Gaspare. Gaspare, innanzitutto quanti anni c'hai? Io ne ho. È un minuto, sposta la mano, ma io ti sposta la mano. Ora arrivo, ok? 2 minuti. Gaspare, ti ripeto, andiamo di fretta, per cui facciamo una cosa abbastanza veloce. Allora, dimmi, quanti anni c'hai? Allora, 3-5. Andiamo con 3-5. 35 anni. Hai 35 anni, sei originario di Marsala, giusto? E un po' di qua, un po' di là. Non posso dire dove perché presto sono un po'. Un top secret. Sì, troppo secret. Tipo gli agenti speciali. Sì. Ti ho detto che al bagno era troppo secret. Esatto, no, ma quando uno deve andare al bagno, soprattutto quando è dentro al bagno, è una cosa abbastanza personale. Quindi ho fatto l'apertura e un po' di bisogni. Esatto. Comunque ragazzi. Adesso ti senti più leggero. Sì, ma io avevo detto ai ragazzi che piacerebbe fare questa cosa, però ma la cosa la dovevi fare per sentirti più leggero? A sorpresa, vabbè dai, però va bene lo stesso. Di solito succede sempre così, quando uno ha qualcosa da fare succede sempre a sorpresa. E chissà perché, il preavviso non ce l'hai mai. E poi chissà perché capro tutto a me. Esatto, comunque, ma sempre così. Allora Gaspare, abbiamo detto 35 anni. Sì, mi devi raccontare com'è che hai riscosso tantissimo successo alla corrida di Canale 5. Come mai? Allora, ci devi raccontare come nasce questa tua passione, che cos'è che hai fatto per renderti così famoso? Vabbè, a parte tutti gli scherzi che abbiamo fatto, così, allora è stato che ero lì a Bolzano, diciamo, sono andato a lavorare lì perché un po' di cose che si sono incatenate, allora ho scelto di andare lì e mi sono detto con 100 euro. Cosa? Con 100 euro. Sì. Così subito ho detto meglio. Cioè ti è costato 100 euro? 100 euro, poi c'è questa agenzia che adesso diciamo che siamo rimasti un rapporto un po' così. In lontano. Un po' di lontananza fa sempre bene. E da lì ero lì 2 mesi che ero lì a Bolzano nella fabbrica. Allora sa come c'è questo detto meridionale: se non lavorate, se non si paga la tassa, tutte queste belle cose. Ho detto, senti un po', ho detto, vedi che sono venuto qui a Bolzano in questa fabbrica perché c'era la casa. Ci manca molto fino a che arriviamo a Canale 5 perché abbiamo sì, c'era la casa e allora da lì ho scritto una lettera tipo Totò a Canale 5. sì, perché mi piace a me scrivere un po' enigmatico, fa anche ridere, sono un tipo ironico. E allora da lì ho scritto questa lettera tipo: io voglio andare di qua e di là, ma cosa fai per andare di qua? Cosa fai? Io, come mi sto scrivendo la lettera, nel senso per dire come fai se facciamo per andare questa cosa qua? Allora ho detto: guarda, non abbiamo capito niente di quello che vuole dire, però se lei scrive come parla e nella foto è lei, è tutto un programma, venga a fare il provino. Quindi siamo arrivati al provino di Canale. Al provino e ti hanno fatto fare il provino? Il provino la polizia mi ha fermato 8 volte perché sono andato, come avete visto in TV, in canottiera d'inverno. Canottiera, pantaloncini corti e nel accappatoio esclusivamente bianco d'inverno, 400 km. Quindi in questi 400 km la polizia mi ha fermato 8 volte, tra AIAS, tra salute mentale. Perché dicevo, ma tu perché cammini d'inverno in accappatoio?
ho detto che devo andare a fare il provino. Certo. Poi è capitato che io non portavo questi documenti. Comunque il provino l'hai fatto. Il provino... Ci sei riuscito e ti hanno preso, giusto? Dopo 2000 euro... Ti hanno preso o sei stato preso? È un casino, mi hanno dovuto prendere perché io ho fatto 2000 euro di danno. Esatto, quindi ti hanno preso loro. Per forza, tra polizia e cos'è un casino di cose. Esatto. E da lì era questa canzone che era un po' a doppio senso. Sì. La canzone era bella per davvero. Bella per L'ho scritta 15 anni fa. E l'hai cantata tu. Scritta da me, proprio pensato. Quindi ora tu questa sera, in onore dei telespettatori e delle telespettatrici, Sì, soprattutto, me la la canterai anche perché per farti conoscere, Io ve la per can- far vedere appunto il provino che ha riscosso certo. tutto questo È successo. normale, io ve la canto e ve la suono pure, ragazzi, attenzione. Esatto. Cioè prima gliela canti e poi gliela suoni suono. o prima gliela suoni e poi gliela canti? Ma in entrambi i casi va bene lo stesso. Perfetto. Allora quindi ci vediamo l'esibizione? L'esibizione vi faccio vedere le cose. Comunque, allora da lì questa canzone è bella per davvero, ho detto io, ma se io vado a cantare e Esatto. poi le persone magari si confondono, magari dicono questo qua è un po' esaurito, questo qua, oppure mi prendono in giro, ho detto io, mentre mi facevo la doccia pensavo, se io canto, io scrivo canzoni, Sì. non canto, però questa Sei volta un cantautore, praticamente. sono un compositore di testi. Sì. La canzone poi faccio fare ai miei gruppi musicali. Sì. Allora da lì ho detto, caspita, se io canto e faccio, come si dice, malafiura, ho detto, in questa maniera come faccio? Allora da lì ho pensato di lavarmi la faccia. E vedi lì è proprio E lì è una stato cosa il colpo di perché- genio. Esatto, perché lavandoti la faccia, Lavando la faccia, cantando, qui si usa quando uno sbaglia a parlare, dice lavate la faccia. Esatto. Quindi se io sbaglio a cantare ti dico lavate la faccia, Certo. siamo a parità. Logico. Va bene, allora ci fai vedere queste esibizioni? Uno Alberto e uno io. Perfetto. Siamo così, tac. State guardando. Ecco. Vedete, qui è la prova praticamente che Gaspare è stato un concorrente della corrida. L'unico concorrente a vincere 2 premi. A vincere Nella 2 storia della corrida. Perché Anziché uno gliele hanno dato 2. 2. Perché appunto se lo meritava. Qui sono i Perfetto. Allora passiamo con l'esibizione? Esibizione, poi non posso. Questi sono i gettoni d'oro, i famosi gettoni d'oro. Sì. E allora, I gettoni d'oro. Sì, vedo. Si possono scambiare questi gettoni d'oro? No, non conviene poi perché ho fatto una bacheca. Sono 1500. Ma Perfetto. ne ho. Quindi servono solo per guardarli. Questo, fai il zoom a me. Allora. Certo. Zoom. Zoom. Vedete amici telespettatori? Lo vede Sto l'occhio. zoomando. Lo vede l'occhio. Ora non lo vede più. Perfetto. È quello. Da lì- Vabbè, allora dico passiamo all'esibizione così i telespettatori L'esibizione, vedono. no, l'esibizione faccio in pantaloncini corti, tutte cose. Certo. Allora, poi adesso possiamo fare. Facciamo? Vabbè, allora guardiamoci l'esibizione di Gaspare, 35 anni di Marsala, ex concorrente della corrida. Su Prova e Provini, a tra poco. Scrutando la mattina chi intravedo io vedo in te l'amore di ogni giorno. Così mi vesto anch'io d'amore ora e non sarà un'altra storia qualunque se puoi. Se tu certamente vorrai e potremmo noi cantare e dire che l'amore fa bene al nostro cuore sei bella come il sole perché ogni giorno è un nuovo giorno perché sei bella come il sole dimmi cosa ha detto, cosa che ti ho detto allora ti dico bella per davvero, oh questa è bella veramente bella per davvero, oh questa è bella veramente mi sveglio la mattina, ti penso pure la sera, amore di ogni giorno, amore io e te, l'ho detto e l'ho già detto al mondo, ho detto che l'amore fa bene al nostro cuore e poi basta, è finita la canzone. Complimenti Gaspare. E allora, è tutta È stata una bella canzone, l'hai scritta tu. scritta a me, però l'ho rifatta in versione comica. Questa è quella giusta, però con la base musicale. Certo. Questa invece lì la corrida l'ho fatta più lenta con l'acqua perché il discorso lavate la faccia. Esatto. È tutto lì. E poi ne ho fatto altri pezzi. Io uso, diciamo che mi definisco un Totò, un Laurenti, un De Sica, insomma un bel casino Sì, di semplicità. esatto.
Comunque, ragazzi, È un Alberto Sordi, no? no, per soldi no, perché è troppo grasso. Io mi dedico, diciamo che sono più su Totò e poi mi piace ironizzare sulla vita, quindi Va bene, Gaspare. sempre, ragazzi. Allora, in questo momento ci sono i telespettatori e le telespettatrici che ti stanno guardando e stanno cercando di capire che tipo tu sei. È un problema, ragazzi. Spero. La mia semplicità è io le persone se le vedo negli occhi Il consiglio che e sono per vedere persone per vedere con la quale si può hai uno sguardo arritmatico. io diciamo che preferisco, diciamo, sono uno che attende e guarda e osserva. Poi siamo come il gatto con il topo. Vogliamo inquadrare lo sguardo di Gaspare così facciamo vedere la sua arritmaticità? Il gatto con il topo. Io ti guardo. State ti guardando osservo. l'arritmaticità di Gaspare. Fai vedere questo è l'occhio matematico. destro? L'occhio destro? Occhio destro. Vedete l'occhio destro, la sua arritmaticità? Vedi come scende giù, vedi come scende giù. Passiamo ora adesso all'occhio sinistro. Occhio. L'arritmaticità dell'occhio sinistro. Zoom. Oh, e questo va. Vabbè, Occhio, allora, stavo dicendo poco fa, Gaspare, il consiglio che vorresti dare ai telespettatori, Allora, alle ragazzi, telespettatrici, quelli che vorrebbero seguire il tuo consiglio, quelli che vorrebbero insomma seguire i tuoi passi per arrivare in alto come sei arrivato tu. Hai fatto molta strada, No, beh, io faccio Hai piccole. camminato molto a piedi, vero? Sì, 14 km. Ma per cui è la tutto- strada l'hai fatto. Ma così, le cose fatte con calma sono sempre meglio. Certo, certo. E poi così ai ragazzi e ragazze che magari se c'è qualcuno montato di testa che vuole fare film, Che vuole fare pure tanta strada come quella che ha fatto Gaspare. l'umiltà è la cosa migliore. Esatto. Perché non serve. E non fermarsi soprattutto. La vita bisogna godersela. Però bisogna stare anche attento ai tanti sciacalli che si trovano in giro, quindi Esatto. stare attenti. Mentre il consiglio che vorresti dare alle telespettatrici, cioè un uomo per catturare le donne, com'è che dovrebbe essere? Tu che praticamente sei stato, come dire, al top, Certo. hai avuto questo successo tramite la fidanzata, cioè che è rimasta colpita, affascinata da te. Il consiglio per i telespettatori che vorrebbero, non so, catturare Allora, una donna. Ora ti spiego, vabbè, in proprio io sono con le ragazze, io cerco di essere sempre me stesso. E piace molto farmi scoprire e scoprire loro. Come detto, più sincere sono, più il rapporto diventa più reale. Esatto. Meno Più sincerità, più forte. Io non sono uno che si vanta, anche se potrebbe a voi sembrare egocentrico, ma sono Allora io. tutti quei Sono maschietti, semplicemente io. tutti quei maschietti che vorrebbero conquistare una donna, E deve essere leali e meno contagiati da tutto quello che si circonda, tra le Certo. scarpe Nike, non serve, serve quello ultimamente ne abbiamo intervistate moltissimi che avevano scarpe Nike. sì, quando scarpe, ma vabbè, costa la moda è una sì. fregatura. Perché poi i vestiti firmati, sì, non non so. serve, no, guarda, questo 2 euro, 3 euro, 4 euro, non niente di più. Cioè praticamente tu totale costi Sono 10 euro, 10 euro. totalmente, Ma sono 10 euro comprese le scarpe. puliti. Certo. Quindi io dico sempre a voi Quindi il tuo trucco per conquistare le donne è stato questo, la semplicità. è essere semplicemente se stessi, Esatto. senza contaminazione di altro o di quello Cioè, che ed è si stato circonda. questo che ha conquistato la tua ragazza. È stata affascinata da questo. E dal Vabbè, tuo sguardo, giustamente, da tutte- aritmatico. No, vabbè, la matematica non fa opinione, però io posso dire solo che essere se stessi è la migliore soluzione. Certo. E dai ragazzi, siete voi stessi e sicuramente troverete la vostra donna ideale oppure il vostro uomo ideale. L'importante è le comparse film, comparse pubblicità. Sono anche iscritto all'agenzia dello È spettacolo. molto famoso, conosciutissimo. Io Gaspare. addirittura vado in auto, noleggio la macchina oppure telefono, loro vengono a prendere. E la vengono a portare. E non per caso e siamo qui. Può essere il secondo, può essere il terzo, è un bel caos. Ma Certo. comunque dovete solo provare. Provare e Per credere. per credere basta. Certo. Va bene. Con onestà, umiltà e provare solo e basta. Non c'è niente da dire se quello è più lungo, più alto, più scuro, più muscoloso. Quello che conta è il cuore. Esatto.
Perfetto, va bene, amici telespettatori, amiche telespettatrici, avete conosciuto Gaspare. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare per avere un consiglio, possono fare altro che chiamare naturalmente al suo numero di telefono che state vedendo in sovraimpressione. Gaspare Per consiglio, sì. per consiglio si metterà a disposizione, dico soprattutto alle donne, dico bene Gaspare? No, io il consiglio è per tutti, quindi se... Anche per gli uomini? Ma io... Alle volte ci può essere qualche uomo che volesse qualche consiglio particolare, Gaspare. No, allora, e io sono... Lo dai pure agli uomini il consiglio o lo dai solo alle donne? Consiglio lo do a tutti perché l'umiltà fa... Quindi il fa consiglio parte di Gaspare è rivolto sia a uomini che donne. Se avete qualche dubbio o volete fare qualcosa di cinema, consiglio di pubblicità, mi chiamate e io vi do le dritte sulle agenzie, quelle vere e quelle false, tra i sciacalli, quelli che si approfittano. E quindi io posso darvi tutti questi consigli perché io li conosco. Quindi... Perfetto. Per la rubrica Prove e Provini Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta Asparino. Ciao ciao. Oh yeah.